padre si chiamava Gaetano, era carabiniere e di conseguenza era del 1904, per cui lui ha fatto tutta la seconda guerra mondiale. E niente, quello che abbiamo saputo, l'abbiamo saputo per altre persone, perché mio padre non ha mai voluto dire niente, lui diceva sempre: Nina, lascia stare, sono cose vecchie, sono cose passate, non vale la pena rinvangare il passato. Per cui quel poco che noi sappiamo di nostro padre lo sappiamo sempre per mezzo di altre persone. Per cui mio padre è stato 10 anni in guerra, è venuto a casa in 10 anni 2 volte. Io la prima volta che ho visto mio padre, che mi ricordo di mio padre, avevo 6 anni. È stato in campo di concentramento a Auschwitz e dopo, quando del 45 che è venuta la liberazione, si trovava dalla parte che sono stati i russi a liberare e l'hanno portato in Russia. Là un colonnello russo l'aveva preso a cuore, ha cominciato a aiutarlo, le ha cominciato da bere l'acqua di orzo, perché lui non era più in grado neanche di assimilare cibi solidi di nessun tipo. E piano piano l'ha tirato su e dopo ha cominciato a dargli l'orzo, insomma l'ha tirato di qua e avrebbe voluto che rimanesse là, perché l'aveva preso a ben volere mio padre. Mio padre ha sempre detto: no, io ho a casa una famiglia e la famiglia mi sta aspettando e torno in Italia. E questo colonnello gli ha dato il suo cappotto, che era un cappotto di quelli proprio di loro, che era imbottito di pelle di pecora, che ne so, e gli ha fatto capire, perché naturalmente non si capivano con la lingua, gli ha fatto capire di camminare quando era giorno e quando veniva buio di accovacciarsi per terra e di coprirsi tutto con questo cappotto. E infatti mio padre è arrivato a casa, avrà pesato, che so, 50 kg, non lo so, più o meno. E piano piano è arrivato a casa, è arrivato l'ultimo, perché è venuto a casa a piedi dalla Russia. È arrivato alla fine del 45, che nessuno si aspettava più di vederlo. Infatti è arrivato a Pordenone, non so, a Pordenone è arrivato in treno, non so dove l'abbia preso perché non ha detto niente. Se l'hanno trovato, e una zia che abitava vicino lì da noi, era in affitto a casa nostra, ha sentito dire che lei lavorava al cotonificio Cantoni, ha sentito dire che era arrivato a casa questa persona, ma non sapevano chi era. Lei è andata a vederlo, la zia Meta, è venuta a casa di corsa e ha detto a mia madre: è arrivato Gaetano. Alla fine del 45 nessuno se l'avrebbe più aspettato. Per cui dopo, durante la guerra, è stato in Albania, è stato in Grecia, che sappia io. Il resto non so perché, come ha detto lui. Nina, non vale la pena, sono cose vecchie. Aveva una grossa cicatrice sulla spalla sinistra. Io le ho chiesto tante volte: papà, cosa ti è successo? Lascia stare Nina, lascia stare. Non mi ha mai voluto dire cosa le era successo. Quello che mi ricordo, io gli ho chiesto anche a mia madre: mamma, ma non hai i piedi? Aveva tutti i piedi insanguinati e non si vedeva pelle sotto i piedi. Io no, almeno forse perché ero ragazzina, avevo 6 anni, ma io non ho visto il piede come io lo vedevo, diciamo, di tutte le persone che vedevo. Lui aveva solo sangue sotto i piedi, che vedevo io, e brandelli, come brandelli di stoffa, non so se erano di stoffa, di carne, no? Non so. So che aveva tutti i piedi insanguinati, quello sì mi ricordo bene, è l'unica cosa che mi ricordo.